C'è una novità in casa Agragas. In occasione della preparazione di giovedì scorso si è allenato agli ordini di Totovullo l'esterno Alto Giovanni Taormina. E quando si dice il ragazzo classe 88 sembra che abbia raggiunto l'accordo con la dirigenza biancazzurra e verrà presentato ufficialmente entro sabato alla stampa e alla città. Se così fosse potrebbe essere utilizzato nella sfida contro il Geraci. Taormina è in pedoclino purosangue ed è cresciuto sotto il vigile occhio di Raimondo Filippazzo. Giovanissimo approda a Genova con la Sampdoria e successivamente ha giocato tra i professionisti con squadre del calibro di Como, Viareggio, Carrarese, Sulmona, Civitanovese, Lavagnese, Fidelessi, Andria e poi ancora con Licata Palazzolo. Ha vestito in eccellenza le maglie della Profavara, Scordia e Canicattì e proprio con quest'ultima squadra ha segnato un gol su calcio di rigore nella gara di andata contro l'Akragas che impose al gigante un salomonico pari. Il tempo stringe e quello di Taormina non è che il primo di una serie di arrivi in casa biancazzurra, almeno così si dice, ma nelle prossime due sfide di campionato potrebbe delinearsi il futuro prossimo della compagine dei Templi. Infatti la squadra biancazzurra giocherà due gare consecutive all'Esseneto, rispettivamente contro Geraci e Dattilo, attuali terza e prima forza della classifica generale. Scontri diretti, il cui esito finale potrebbe accrescere le speranze di avvicinarsi ulteriormente alla vetta. Vista l'importanza di tali gare, la società biancazzurra ha indetto una speciale promozione sul costo dei biglietti. Tale promozione è partita giovedì scorso 5 dicembre. Si potranno acquistare due biglietti, il primo col dattilo a prezzo normale di settore, mentre quello con il dattilo al 50%. Il tutto è acquistabile entro domenica prossima, 8 dicembre. Ricordiamo che le gare interne dell'Agragas inizieranno alle 14:45.